Buongiorno e benvenuti. Oggi è venerdì 28 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:38. La luna si leva alle 19:45 e cala alle 5:12. Oggi si celebra Sant'Agostino. Il nome Agostino ha origine latina e significa venerabile o onorevole. Il 28 agosto è la giornata internazionale dell'arcobaleno, uno dei fenomeni naturali più affascinanti. Questo arco di colori che si forma nel cielo dopo la pioggia è da secoli simbolo di collegamento tra terra e cielo. In molte culture rappresenta la speranza, il rinnovamento e la promessa di un futuro migliore. Oggi l'arcobaleno è anche simbolo universale di unità nella diversità, inclusività e pace. Basti pensare alla celebre bandiera arcobaleno. Festeggia 41 anni Willy il Peyote, rapper e cantautore torinese. Laureato in scienze politiche, il suo nome d'arte unisce l'astuto Wile E. Coyote al cactus allucinogeno. Nel 2021 ha conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo con Mai dire mai, la locura, vincendo il prestigioso premio della critica grazie a testi carichi di satira sociale ed intelligenza. Infine, oggi compie 23 anni Quvenzhané Wallis. Non fatevi ingannare dalla giovane età. L'attrice statunitense è entrata nella storia del cinema nel 2013 come la più giovane candidata di sempre all'Oscar come migliore attrice protagonista, a soli 9 anni, per il film Il re della terra selvaggia. Una stella brillantissima che continua ad incantare con il suo talento precoce. Nel 1901 a Milwaukee nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta. Prende forma un mito senza età. Due ventenni, William Harley e Arthur Davison, costruirono un prototipo di bicicletta motorizzata. Il 28 agosto del 1903 iniziarono ufficialmente la produzione dando vita alla Harley Davidson Motor Company, il sogno di libertà su due ruote per generazioni di motociclisti. Sapevate che i dipinti hanno dei segreti invisibili? Grazie alla riflettografia a infrarosso gli esperti possono guardare sotto gli strati del colore. Questa tecnica permette di vedere disegni preparatori realizzati dall'artista, eventuali ripensamenti come i famosi pentimenti o se la tela è stata riutilizzata per risparmiare. È come fare una radiografia nell'anima del quadro, rivelando tantissimo sulla personalità dell'autore. Buon venerdì e benvenuti all'oroscopo del giorno. Scopriamo insieme cosa hanno preparato gli astri per oggi. Ariete. Il fine settimana parte con il piede giusto. Siete pieni di iniziativa e di energia. Stasera sarete i primi a proporre qualcosa di divertente o a organizzare un'uscita dell'ultimo minuto. Toro. Se avete ancora qualche piccola pendenza pratica o lavorativa, cercate di sbrigarla entro il primo pomeriggio. Il resto del venerdì esige relax. Staccate i pensieri dai doveri. Gemelli. Sarete le vere stelle della socialità oggi. Il vostro carisma e la vostra ironia sono al top. Se siete single, le chiacchiere di questa sera potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto intrigante. Cancro. Giornata ottima per sbloccare una situazione rimasta in sospeso nei giorni scorsi. Riceverete una bella conferma o un piccolo riconoscimento che vi farà svoltare l'umore. Leone, è il momento di tirare fuori la vostra proverbiale grinta. Una forte passionalità accenderà la serata. Nessuno saprà resistere al vostro calore e al vostro travolgente carisma. Vergine, le stelle vi consigliano di non avere fretta. Prima di tuffarvi nei progetti del weekend, prendetevi il tempo per chiarire un piccolo dubbio o un'incomprensione con una persona cara. Bilancia. Una splendida armonia vi accompagna verso il fine settimana. Sarete degli ottimi compagni di viaggio o di serata, capaci di creare un'atmosfera serena e allegra per tutti. Scorpione. Sul lavoro o negli impegni quotidiani, la vostra determinazione pagherà alla grande. Stasera, però, vietato portarsi i pensieri a casa, lasciate spazio alla totale spensieratezza. Sagittario. Una bellissima luna vi regala un grande ottimismo e tanta gioia di vivere. Avete voglia di esplorare ed evadere dalla routine. Una gita fuori porta, stasera, sarebbe l'ideale. Capricorno.
sarete chiamati a risolvere un piccolo dilemma emotivo. Mettete da parte la logica per una volta e ascoltate le vostre sensazioni più profonde. L'istinto non vi ingannerà. Acquario. I riflettori oggi sono puntati dritti sui sentimenti e sulla complicità di coppia. Le relazioni ritrovano una bellissima armonia, mentre i single faranno incontri stimolanti. Pesci. Giornata ideale per fare spazio al nuovo e rigenerarvi. Liberatevi di ciò che vi appesantisce l'anima e preparatevi a vivere un fine settimana ricco di emozioni sincere. Buon venerdì e buon weekend a tutti. L'appuntamento con l'oroscopo vi aspetta domani mattina. Ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Queste parole furono pronunciate da Martin Luther King il 28 agosto del 1963 davanti a 250.000 persone a Washington. Il celebre discorso I Have a Dream cambiò per sempre la lotta per i diritti civili e valse a King il Nobel per la pace l'anno successivo. Cosa succede quando una moda diventa improvvisamente virale e tutti corrono a seguirla? In inglese si dice jump on the bandwagon, ovvero che noi traduciamo con il saltare sul carro del vincitore. Si utilizza quando qualcuno inizia a sostenere un'idea o a seguire una moda solo perché è diventata popolare, per non restare escluso dal successo del momento. Lady Diana sognava una vita semplice, ma il destino le riservò il titolo di principessa del popolo. Il suo matrimonio con Carlo fu segnato dall'ombra ingombrante di Camilla e dalla pressione della stampa. Tuttavia, Diana o Diana non si arrese mai. Celebre fu il suo revenge dress, l'abito nero indossato la sera della confessione di infedeltà di Carlo, con cui comunicò al mondo la sua indipendenza. Da principessa triste si trasformò in una donna sicura di sé e impegnata nel sociale, restando una delle icone più amate del XX secolo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, parole eterne di Martin Luther King. Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Vivere insieme è un'arte che richiede pazienza e dedizione, proprio come quella che mettiamo noi ogni giorno a portarvi queste storie. Io vi aspetto anche domani con l'Almanacco e vi auguro una buona giornata. A presto dalla vostra Jaira.